Buonasera a tutti, siamo al quinto appuntamento del ciclo di quest'anno, che è il quinto ciclo. Oggi abbiamo il professor Mauro Cozzi, il titolo lo vedete, Paesaggi ferroviari dell'area fiorentina. Darei la parola subito al professor Rombai per una breve presentazione del nostro relatore. Benvenuti a tutti. Buonasera a tutti. Allora, Mauro Cozzi, architetto, ha insegnato per tanti anni storia dell'architettura al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. È autore di tanti studi su materie anche diversificate, da una parte la storia di centri abitati o di singoli edifici monumentali, ma anche monografie su architetti, in particolare dal 500 al 900. Ricordo Antonio Lassangallo, Angelo Mazzoni, Pico Pedè, Nervi per Luigi Nervi. Si è occupato di architettura ferroviaria, infatti è su questo che parlerà stasera, ma insieme di futurismo, di avanguardie. E ha studiato anche cinematografi e palazzi delle poste, monumenti della contemporaneità del Novecento. Ricordo alcuni libri, La Firenze Capitale, pubblicato dall'Enciclopedia Militare nel 2015, L'architettura ferroviaria in Toscana con Ezio Godoli di Flaccone del 2004 e Fabbriche e Stazioni, il Parco Ferroviario di Firenze, edizioni K del 2004. Insieme si è occupato di storia dei prodotti artistici, anche sulla fonderia, prodotti in arte della fonderia dello stabilimento Granducale di Follonia, di cui abbiamo lavorato. E, insomma, ecco, una materia veramente molto ampia su cui ha applicato le sue conoscenze, i suoi studi. Lascio subito la parola a Mauro. Ho fatto i compiti, diciamo, per dimostrare l'importanza, il pregio delle architetture, li sentite? Delle architetture ferroviarie cittadine e pregio e importanza anche in una città monumentale come questa. Questo interfaccia tra città monumentale e architetture ferroviarie vedremo proprio qualche problema. Perché questo tema? Appunto, questo tema, ci sono varie ragioni per cui è opportuno ora trattarlo. Intanto ricorrono esattamente 200 anni dalla prima ferrovia inglese e quindi questo può essere interessante. Si può osservare anche se a vedere il pubblico questo veramente non sembrerebbe, ma bisognerebbe dire che le ferrovie riscuotono un interesse largo, hanno un loro pubblico appassionato, via dicendo, no? Basta per dimostrare questo, facendo salva appunto la poca gente di stasera, basterebbe prendere il sito Treni di Carta IT per trovare una bibliografia mostruosa che spazia veramente su tante situazioni, una bibliografia sterminata che diciamo piazzata su una materia molto molto vasta, che vi devo dire, insomma, dall'attualità, da un'alta velocità che ormai è concorrenziale con l'aeronautica, anche nello streamline, anche nel design dei treni, perché gli ultimi treni effettivamente è concorrenziale dal punto di vista funzionale, perché appunto si parte dalle stazioni che generalmente sono centrali e si arriva più o meno con alta velocità in tempi concorrenziali rispetto al treno. Nulla, varie situazioni, si potrebbe arrivare fino al Museo dei Treni a zero, vedilo, che esce dalla conversione della Stone a zero, la scala 1,87, la scala tipica di chi si inventa di modellini, eccetera, eccetera. E qui
la famiglia San Giuliano propone un plastico di 280 metri quadri, la platea dell'ex Ariston, e questo insomma fa di Firenze una Las Vegas della memoria, si potrebbe dire, no? Anche se poi qualche camera dal guasta, credo anche lì. Le connessioni poi tra ferrovia e città, stando alla scala, appunto, le conseguenze urbanistiche e architettoniche del treno, anche queste offrono una materia vasta, contribuiscono senz'altro, come appunto voglio dimostrare oggi, a definire l'immagine della città. Ho proposto al Presidente Rombari questo tema anche per una comodità mia, come appunto diceva Rombari nella presentazione, ci sono state occasioni per studiare questo tema e per cui ho figurine da mostrare, qualche considerazione un pochino sedimentata nel tempo, qualche cosa da dire, e peraltro basterebbe riflettere sul fatto che abbiamo la più bella stazione d'Italia e quindi già questo in qualche modo autorizza qualche riflessione. Comunque, per andare nello specifico, nel 2001 ci fu l'occasione di un convegno importante fatto nella Palazzina Reale, appunto, con l'uso delle ferrovie, un convegno dedicato a Angelo Mazzoni, ingegnere e architetto, molto coinvolto anche, come dirò, e al servizio del Ministero delle Comunicazioni, attivo dalle Alpi alla Sicilia e cospicuamente anche a Firenze e in Toscana. Fu responsabile appunto in molte parti d'Italia di una gran quantità di cantieri. Da quel convegno uscirono gli atti, un volume schirato, abbastanza ben stampato, abbastanza bello, che oltretutto si avvalse dei materiali dell'archivio di Mazzoni, che è conservato alla Marta di Rovereto, con delle belle e questo consentì anche di pubblicare un bel volume, credo sia esaurito, insomma, però fu apprezzato. Diciamo, il convegno di Mazzoni nacque una strategica alleanza tra architetti e ingegneri e ci fu l'occasione di prima per i non universitari, progetti di rilevante interesse nazionale. Vincere un primo vuol dire avere delle risorse a disposizione, vuol dire poter comprare computer, pagare collaboratori, insomma ci fu un momento di ricchezza, diciamo, quello. E da questo primo nacquero due convegni, uno a Firenze e uno a Palermo, e nacquero due corposi volumi Flaccovio e anche, lo diceva Rombari prima, due fascicoli di storia dell'urbanistica toscana e altre occasioni di studio variamente spalmate su questi 2 secoli di cui si diceva, spalmati anche sulla città del Poggio, specie in occasione dei 150 anni di Firenze Capitale e i convegni, anche lì, incontri e via dicendo. Il treno e le connessioni città e ferrovie, francamente, oggi le possiamo dimenticare, perché la città poggiana è giusto servita come sede tranviaria, portando in superficie quello che perlomeno in parte da 150 anni si fa sottoterra, no? E credo di poter dire che il diverticolo di San Marco è un monumento, diciamo così, alle nostre contorsioni, perché francamente, insomma, credo possa essere criticato. Insomma, anche su questo il materiale abbonda e ci sono anche qui, sono presenti personaggi militanti su questi temi, no? Quindi non importa
ci sono altre serie dove si possono fare queste polemiche che potrebbero, in una città di pensionati, una città di turisti, potrebbero costituire l'elogio della lentezza, in un certo senso, no? Si portano i turisti a spasso, altrove magari, in 5 minuti si arriva dalla stazione centrale di Milano a Via Bonardi, cioè Politecnico, insomma qua invece, per fare le solite distanze ci mettiamo tempi infiniti, ma insomma siccome sono storico dell'architettura, come è stato detto, oggi vorrei e umilmente ho appuntato tutta una serie di nomi, dati, di comprimari, di protagonisti, complici, diciamo, quando ho tirato fuori un po' di inserti, un po' è venuto fuori una grande quantità di roba, no? Quindi mi sono messo un po' a riassumere questa roba, queste conversazioni, con un taglio storico e magari evidenziando qualche conseguenza che viene fuori appunto da questo discorso, ho scritto in tutte le direzioni, quindi è un filone di studi, possiamo dire, ben frequentato, ben presidiato. Naturalmente, per quanto concerne il treno, si deve partire dai rumori che tempestivamente riguardano anche la Toscana. Notevole per esempio il fatto che nel 1825 sul giornale Gramma Toscano, già questa novità del treno viene portata all'attenzione, no? Non solo, poi stante che il treno è in versione inglese o giù di lì, Firenze, gli anglo-fiorentini, una città frequentatissima non solo dagli inglesi, se ne parla. Anche l'esempio borbonico, quello che state vedendo, il Napoli Portici, sono 7 chilometri e mezzo, precede circa da un lustro l'iniziativa toscana. Diciamo da Napoli Portici arriva a Nocera praticamente contemporaneamente all'avvio della ferrovia della Firenze di Muro. Qui si potrebbe fare una riflessione, si potrebbe per esempio evidenziare qualche emulazione da parte di Leopoldo di Canapone per certe iniziative di Ferdinando II, per via anche della console, per via appunto della Maria Antonia. Vale per i primi, per esempio, modelli, ponti sospesi, vale per l'avvio di un'industria siderurgica. Per esempio l'ingegnere partenopeo assomiglia abbastanza, per certi versi rimanda al ruolo del nostro Alessandro Manetti, anche se poi, questo va notato, nel Granducato non si stabilirà una connessione tra la ferrovia, tra le ferrovie e la bella industria del ferro, che Follonica, per esempio, come invece succede a Napoli per le officine di Pietrarsa, riconvertite dai cannoni rotarie e poi anche successivamente le locomotive, e a Pietrarsa oggi c'è un museo dei freni, insomma, in scala no. Ricordo il suo ingegnere Carlo Manetti e soprattutto come noto dedito presidente Lombardo, sa benissimo che scatto delle marine alle bonifiche a intraprendere una lotta disperata contro la malaria che impedisce la nostra cultura di Nove Terre, ma alla fine impedisce anche il decollo di Follonica, dell'industria metallurgica di Follonica. Unico, diciamo, concessione perché le ferrovie toscane saranno private,
salvo Pianigiani e salvo appunto la centrale toscana, che in qualche modo viene gestita, ma anche Pianigiani verrà portato via dalla malaria, nonostante fosse l'uomo più forte di Siena. Muore anche lui, no? In qualche modo, anche lavorando su fotonica, pazzo di cogliere in questa morte una sorta di destino, no? Segnato, eccetera. D'altronde il collegamento con Livorno è irrinunciabile, perché insomma bisogna sostituire le pecoline, le navicelle che risalgono faticosamente l'Arno, tirati qualche volta a mano, e anche nel Granducato, in parte anche nel napoletano, ci si affida alla superiore tecnologia estera, anglosassone, in particolare per le ferrovie, tant'è che si chiama, che i banchieri Sen e Fancy chiamano Robert Stephenson, il figlio dell'inventore della locomotiva, appunto, a progettare questa ferrovia. Praticamente, a meno delle traversine di legno di pino, a Livorno si sbarca ogni cosa, perfino ponti prefabbricati, no? È una storia nota, presidiata, dicevo, con molti contenuti, non solo da quelli del presidente Lombardi, sono l'unica dell'edificio, per esempio, il collegamento, e soprattutto poi c'è un altro amico del Giuntini che di treni si è occupato tantissimo, no? Ecco, a proposito di città e ferrovie, a far salvo il nome di Bandiera, ecco, questo è il percorso della ferrovia, a far salvo l'onore di Bandiera, resta la stazione Leopolda. Giustamente Stephenson la vuole fuori dalle mura, una intuizione giusta, in prossimità di un nuovo costruendo quartiere, questo che vedete sotto la freccia, delle cascine, e un edificio, eccolo qua, qui la pianta, probabilmente definita dagli ingegneri inglesi, e questo è l'edificio, ecco, a far salvo un edificio certamente iscrivibile nella sfera dell'utile, con una sorta di cinquecentismo utilitario, chiamiamolo così, classicismo utilitario, ma nella facciata ispirato ai fornici di Palazzo Pitti e nelle due grandi navate interne con i 4 binari, dotato di qualche ambizione monumentale. D'altra parte questa stazione dura sino a 10 anni, una decade, perché quando la si apre, quando è finita nel 1848, per la cronaca, funziona già all'altro scalo, quello più centrale, quello intitolato alla Maria Antonia, sorte di Don Antonio di Borbone, per l'appunto, secondo, a cui a una società e di arrivare praticamente dietro, subito a meno di qualche decorazione dell'interno. Questa seconda stazione, eccola qua, vedete, Santa Maria Novella, che parallela alla fortezza scende giù, un insieme di baracche, quali le fotografie poi documentano, le fotografie sono più tardi, ma insomma una stazione che rimane irrimediabilmente brutta, figlia, qui ci sarebbe da entrare nel particolare, l'autore dovrebbe essere l'inglese Beveridge, ma che agirebbe, diciamo, sul mandato del famoso Brunel, e naturalmente i mandanti sono Orazio Hall e Giuseppe Sloan, quindi 2 anglo-fiorentini, ma c'è anche questo discorso
che è rimasto, da quello che ho letto, abbastanza in rete. Fra l'altro si nomina presenti anche per questa, ma non risulta nei lavori seri presenti, no, figura piuttosto Violet, che non è il famoso James di fine Settecento, eccetera, eccetera, ma è un cugino che diciamo sarebbe l'autore di questo acquerello, che si trova in due copie, una alle Ferrovie dello Stato e l'altra a Londra. Qui alcuni autori, per esempio Francesco Quinterio, in qualche modo sospettano che queste decorazioni, io penso che queste decorazioni non ci siano mai state, anche perché decorazioni così minute in un ambiente pieno di fumo, eccetera, eccetera, sarebbero state, secondo me, inadatte. Forse dovevano essere lavabili. E allora Francesco Quinterio pensa che forse fossero previste in ceramica, insomma, ogni tanto magari si può schizzare. Però non ci sono fotografie, non risulta questa cosa effettivamente messa in opera. Comunque, tornando alla Leopolda, la Leopolda ha una riconversione clamorosa, perché nel 61, dismessa come stanzione, con l'Unità d'Italia, stante il fatto che il centro cittadino praticamente una medina, e dal punto di vista igienico, dal punto di vista degli spazi disponibili, allora si sceglie la Leopolda dismessa come sede della prima esposizione nazionale. Anche qui ci sono chili di bibliografia su questo tema, e se ne affida un progetto molto ambizioso all'anziano Giuseppe Nardelli, già a capo dello scrittore delle Leggi Fabbriche, che ora può editare nelle giornate praticamente civile, no? Ma se ne affida anche, quindi vedete le giornate dell'esposizione, tutte e due, se ne affida anche al Enrico Presenti, e ha solo l'autore, l'architetto, a meno che aspetti tecnici. C'è un bellissimo disegno delle intenzioni per la conversione della Leopolda. Il disegno si trova in Uffizi, dal letto di Celia Stampe, un bellissimo quadro, come vedete, addirittura con una facciata monumentale, quindi la Leopolda viene in qualche modo riconvertita, addirittura si pensava di coprirla a cristalli e vetri, e addirittura sul retro un ottagono, anche questo fatto di colonne di ghisa e cristalli. Ovviamente nel 1861 si era depositato nell'immaginario collettivo Crystal Palace, la grande esposizione di Londra di 10 anni precedenti, quindi la piccola Firenze, il Regno d'Italia vorrebbe emulare questo discorso, se non che non ci sono i tempi, non ci sono le risorse, e invece della ghisa si usa la tela cerata e travicelli di legno per l'ottagono, e più o meno la copertura rimane quella che era, per qualche finestrone e via dicendo. Tra l'altro anche sui prodotti che vengono esposti nel 61 ci sarebbe qualcosa da dire, perché sono più i prodotti del Granducato, quadro, anche qualcosa degli Arcaioli, che sono avanzate, ma c'è anche un motore a scoppio del Garzanti e Mantelucci, che funziona a gas per tutta la durata dell'esposizione. C'è il pantelegrafo Caselli, che è una specie di fax. Ci sono questa è la pianta, questa è
quello che effettivamente si fa, vedete un po' di baracche al giro, e questo è appunto la facciata dell'esposizione con il Vittorio a cavallo, però è di cartapesta perché naturalmente insomma lo si deve fare alla svelta. E insomma il Cannone Cavalli, un'altra vicarietta, insomma, è anche interessante vedere questa fotografia, non mi è mai capitato di ritrovarli prima, vedete a fianco qui il modello di quei lampioni a 4 fiamme che oggi si trovano in tutta la città, fatti da quella che poi diventerà la Pignone, all'epoca era ancora la fonderia, quella della fonderia per l'appunto dei Michelangelo. Benini rimarrà poi l'unico proprietario e poi negli anni 70 sovrane alla Pignone. Però questi oggetti molto belli, probabilmente realizzati sul disegno del Barbetti, compaiono, io non ho mai trovati in una fotografia prima di questa data. Quindi anche questi c'è da pensare che più che la nuova Italia rappresentassero in fondo il Granducato. Una Leopolda che dismessa come stazione funziona da scalo merci, funziona poi con Firenze Capitale da Dogana, poi sul retro nascono le officine che lavorano per tutti questi anni, addirittura nella prima guerra mondiale produrranno in gran quantità proiettili per i cannoni. Sarà bombardata nel 1944 e fino al 95 rimarrà in uno stato così incerto di seminudine. Comunque vagamente descritta come stazione, con gli annessi sul retro, con le officine, questo perenne stato di rudere di sgombero interrotto, ho scritto qui, di archeologia industriale disponibile di volta in volta a essere molte cose, a svolgere le più varie funzioni, dalla fulcidazione per esempio di 400 pittori fiorentini, un'iniziativa del Mario Marinotti che stando alle cronache pare essere la prima manifestazione che si fa in grande stile nella Leopolda, fino alle famose rottamazioni di Renzi, l'unica riuscita da sinistra, Melroso, eccetera, eccetera. Anche questo non facciamo vedere, lasciamo stare. Comunque, questa storia della Leopolda è divenuta un marchio di fabbrica, che sia merito del Renzi o del Mariotti, non lo so, convegni, fiere, filate di moda, eccetera, eccetera. Oggi funziona forse proprio per questo sua disponibilità a essere riscritta, una specie di rudere, no? Di volta in volta si adibisce a quello che serve. Il cronaco della Gaia Meriti, 96, l'anno dopo di Mariotti, e si innesta su questo rudere stabilmente congiunto, provvisorio, che determina la fortuna di questo uomo. Si adatta allo spirito del tempo e ora anche si adatta a essere l'occasione per un nuovo piano di città. Certo, a vedere quello che hanno fatto di Lazio e a vedere anche, a riflettere sull'insulto di intitolare questa strada a Michelucci, ci sarebbe un pochino da scandalizzarsi, no? Forse si poteva intitolare a qualcun altro, sarebbe stato meglio, perché francamente questa strada non è irresistibile. E quando l'altro giorno sono andato lì a fare questa fotografia, ho trovato anche qui, in questo cantiere, degli operai mi hanno guardato male, quindi ci deve essere male. Ecco, a dire la verità, questo discorso del
Maria Antonia, subito addosso se sente male a esistono anche al turbine della capitale, cioè si rifà praticamente una città di Sapienza, ma questa storia della stazione a 500 metri dal domo, forse anche meno, insomma non si schioma. No? Il problema certamente deve essersi posto, forse anche con una certa evidenza. Se noi si prende il primo documento di Firenze Capitale, la famosa carta che sta all'IGM, eccetera, eccetera, dove la prima nell'aprile del 65, la prima che Poggi disegna, si vede per esempio che, essendo segnate una Maria Antonia Capenfonta, però mi sono dimenticato di dire che il binario di collegamento fra Leopolda e la Maria Antonia, quindi la linea per Livorno viene dismessa, no? E via Benedetto Marcello, una strada che va in curva, proprio testimonia il vecchio percorso e qui si vede la stazione che Poggi aveva previsto, la stazione principale, la stazione di Firenze Capitale. Grosso modo siamo nella zona dove oggi c'è la piccola, non spiacevole, piccola stazione dello statuto, non spiacevole tutto sommato, nonostante la finestra, un timpanico, c'era un po' patetica, ma insomma comunque la stazione del Torano non è tutto sommato, no, e più o meno in quel punto ci doveva essere, come si vede dalla carta, una grande stazione. Ecco, forse si vede con questo, no? Sì. Una grande stazione e Poggi aveva previsto questa stazione in questo punto, cioè decentrandola, aveva previsto un allargamento dei binari, li vedete in alto su alla fine di questi quartieri, e aveva previsto anche ovviamente la soppressione della stazione di Porta alla Croce, che praticamente è subito addosso a Piazza Beccaria. Che la linea per Roma consigliava un giro più largo. Intendiamoci, in questo discorso di spostare la stazione, anche questo produce una certa letteratura. Non è difficile proprio con tutti i progetti si arriva anche al punto di proporre una stazione al posto della fortezza da basso, oltre, quindi si demolisce, si potrebbe fare la stazione. Però nonostante queste fantasie, la stazione stabilmente rimane addosso. Evidentemente se noi si va si va a vedere dove stavano gli architetti, dove stavano i notai, dove stava il professionismo, dove stavano gli affari, si potrebbe tracciare intorno al Duomo un cerchio di 500 metri, tutti lì stavano, cioè Firenze era quindi una città rigorosamente monocentrica, che quindi aveva portata di mano, evidentemente, nonostante questa stazione fosse un lento insieme di baracche, eccetera, eccetera, non conta anche una certa miopia urbanistica, insomma, conta anche le difficoltà economiche della società delle meridionali, che evidentemente non voleva investire, poi nel frattempo mancavano anche terreni adatti, no? Forse c'è un altro tema che potremmo sottolineare, quello di individuare un bello tratto, una stazione. Il problema non è banale, perché le stazioni sono luoghi ambigui, molto ambigui, perché sono macchine verso il piano del ferro e sono architetture verso la città. Quindi in qualche modo affrontare questo aspetto non è banale, no? Ecco, per esempio, e le stazioni belle in Italia non è che sono tantissime nell'Ottocento,
Si potrebbe per esempio citare Genova Principe, stazioni, oppure questa bellissima, la stazione di Porta Nuova a Torino, del Ceppi, architetto, del Mazzucchetto, ingegnere, con quella tettoia bellissima, no? E anche con la tettoia che in qualche modo si stampa sulla facciata, quindi c'è una corrispondenza. Questo è un tema, questo di avere una o due situazioni che vengono dichiarate. Comunque questa è stazione per fotografare ragazzi, oppure qualche volta come a Castiglioncello, per esempio, la stazione si fa come Castello Pasquini piccolo, no? Oppure questa stazione di Campo di Marte è la stazione prima del 1909, perché poi brucia, si è perso poco, insomma. Questa fotografa mi sta sapendo l'imbarazzo che c'era così concepire questa architettura ambigua, no? Questo essere macchina, essere le stazioni e le attrezzature ferroviarie sono questo, no? Con il nuovo secolo, con la nazionalizzazione delle ferrovie nel 1905, il momento in cui insomma l'Italietta qualche ambizione ce l'ha, le linee ferroviarie insomma si sviluppano ora per 10.500 chilometri. E allora viene in mente che insomma, bisogna cominciare a pensare ai riforme dello scambio. La stazione principale di Firenze, una stazione intanto sono passati più di 50 anni, insomma, che ha bisogno di nuovi servizi, che ha bisogno di altre prestazioni, no? Se non che però questo gran progetto è impedito da tutta una serie di attrezzature che erano nel frattempo cresciute lungo via Manni, che andavano tolte per pensare di fare una stazione diversa. Vedete, questa cartina vi fa vedere anche questa costipazione, diciamo, addosso al Santa Maria d'Elena, la piazza della stazione era particolarmente piccola, no? Il decentramento sul quale ci si accorda tra il 1907 e il 1911, quando si stipula la convenzione tra il Ministero e il Comune, non supera gli 80 metri, cioè la stazione viene in qualche modo decentrata di 80 metri per fare un Milano si decentra di 800 metri dalla vecchia alla nuova stazione. Quindi questo concetto, diciamo, di avere una stazione lì, nonostante tutto, comunque per pensare di fare un'altra stazione si rendono necessari lavori vastissimi, si rendono necessari, eccoli qua, qui questa foto aerea del 1935 è molto bella, fa vedere appunto tutte le grandi officine del Rometo, fa vedere la squadra di Alzo che è qui a sinistra, questa la faccia per studiare Redi, fiore, ed è abbastanza interessante che per fare, diciamo, i vincoli sono la quota del ferro e addirittura si fa una ferrovia nuova su 2 milioni per portare tutta questa terra per raggiungere la quota necessaria. Anche su questo c'è una bella specialistica geografia d'epoca e recente sul parco ferroviario, appunto di Santa Maria Novella, su ognuno dei pezzi che lo compongono e appunto uno dei quaderni che Rombanti cita il 10 di storia della ballistica toscana, appunto una ventina d'anni fa poté sfruttare tutti i materiali, anche quelli noti, quelli a stampa, eccetera, eccetera, ma anche materiali molto interessanti che stavano nel Palazzo del Sonno. Il Palazzo del Sonno era un intero isolato
praticamente di fronte alla massa della fortezza, davvero oggi c'è un gigantesco subentrato, tanto per cambiare, e che appunto segue le ferrovie meridionali, poi le ferrovie dello Stato, praticamente il piano di Mazzini e via Lorenzo il Magnifico, intero isolato, e insomma già ai tempi del Poggi era appunto comunque fatti questi imponenti movimenti di terra finalmente intorno agli anni 20, alla metà degli anni 20 si arriva alla bonifica attuata dal fascismo nel comparto ferroviario. 80.000 licenziamenti, premi in orario, una riorganizzazione fiore all'occhiello del regime e del più futurista del Ministero, per questo no? Ministero delle Comunicazioni, il movimento, eccetera. Il Ministero delle Comunicazioni che intercetta la modernizzazione della società italiana, che anche dal fascismo. Un'organizzazione che dura un lustro poco più e trova nelle ferrovie le poste da Francoforte transatlantico, la Littorino e dalla propaganda, naturalmente deriva da questo fatto parte significativa del consenso. Il discorso mi rendo conto che è scivoloso, tanto che scivoloso in queste anni no? D'altronde, e quindi su questo tema bisogna in qualche modo farsi una ragione. Non c'è dubbio che il contesto di Santa Maria Novella, non solo la stazione di Roma, offre architetture tradizionali di tutto il Novecento. E allora come si abbinano capolavori e dittatori? Insomma, non è banale. Non è banale questo. Più volte da 50 anni forse questo tema ha sempre funzionato, no? E devo dire il parco ferroviario di Santa Maria Novella è una cosa che sotto gli occhi, no? Io mi sono fatto l'opinione che l'entusiasmo per la modernizzazione dell'atto, almeno per un lustro, poteva nascondere, quantomeno bilanciare la sostanza del fascismo, prima delle complizie vittorie, prima di esplodere il disastro della guerra, del Salò, tutte queste belle cose che conosciamo. No, ci fu un momento in cui per questi giovani parla respirare un'aria di entusiasmo e leggendo i spunti, le loro testimonianze sulla stazione, questo breve lustro prima della disillusione drammatica, questo entusiasmo non si riverte. Per stare a noi ci si può giusto rifare al clima del Ministero delle Comunicazioni dopo il commissariamento organizzato da Costanzo Ciampo dal 25 al 30 appunto, e in particolare per queste architetture che voi vedete al servizio lavori e costruzioni, un ufficio unico di Roma, dove sotto la direzione di Ferruccio Montenegro, questo ingegnere, operavano professionisti che erano impiegati dall'attore come Angelo Mazzoni o anche Antonio Ducci, per esempio, no? Che furono in questo periodo di tempo, forse un po' più in là
quindi, dicevo, responsabile di molti fabbricati che a un certo punto italiani, lo Stato, eccetera, eccetera. Lo Stato fiorentino era naturalmente importante e Musinari aveva affidato a Manzoni tanto per l'incarico di preparare dei disegni moderni per la stazione di Firenze e anche dei disegni un po' meno moderni, più tradizionali, data la delicatezza del luogo, data la presenza di Santa Maria Novella, eccetera, eccetera. Quale ingegnere e architetto delle ferrovie, Mazzoni aveva preparato progetti non solo per la stazione, ma anche per gli edifici di attrezzatura di servizio della stazione. Alcuni di questi progetti si mantennero fedeli alla linea moderna, cioè facevano parte della stazione avanzata, della stazione, diciamo così, no? Quello della centrale termica addirittura al Alfredo Forti, credo sia stato il primo a riesumare Mazzoni, che era stato esiliato a Bogotà perché era stato impegnato qui all'Archivio di Stato. Qua dietro ci sono le carte del processo di informazione di Mazzoni, personalmente, e francamente sono abbastanza aveva le responsabilità, non è colpevole di fare in stazione appunto la linea la centrale termica a cui viene aggiunta poi la linea Panati centrali non viene fatta nel 29 ma un pochino più avanti, viene finita nel 34 proprio perché c'è questa aggiunta, comunque finita prima delle inaugurazioni della stazione. Queste fotografie sono del 90, questa è una foto d'epoca del MART, è sostanzialmente una macchina, arrivavano i carri col carbone, venivano messi in questo portale, il carbone veniva sollevato e poi attraverso tutta una serie di tramogge e di cose, dei nastri trasportatori che ancora oggi credo ci sono, anche se oggi la centrale termica funziona a gas e quindi si sono liberati spazi. Questa macchina, questa centrale termica, serviva per scaldare tutti i locali della stazione e serviva anche per scaldare le partenze. Quindi una macchina vera e propria, col vapore, eccetera, eccetera. Questa è la fotografia quando si furono stampati dal su in cielo e questa è una fotografia dell'epoca, oggi è tutto qui, e la centrale apparati, oggi con l'elettronica ovviamente gli scambi non si regolano più di vista, anzi si regolano a Pisa. Tra l'altro le tirelle romane sono state scoperte proprio mentre facevano le fondazioni di questa nuova cabina apparati centrali, ma allora questi scambi che erano pneumatici con delle leve si muovevano gli scambi e da qui, tra l'altro c'è una lista bellissima di tutta la città e da qui si manodravano. Quindi una macchina vera e propria. Ecco. Qui si pone un altro tema molto interessante, Vedete, le foto d'epoca sono tutte in bianco e nero, no? Le foto in bianco e nero, le riviste di quegli anni lì del fascismo, tutte rigorosamente in bianco e nero, perché non sono troppo stampate, ci consegnano una idea del fascismo un pochino austera, no? Bianco e nero contribuisce. Se uno per avventura, per esempio, entra nel palazzo postale di Palermo, che visto da fuori sembra
però la stanza del direttore è un trionfo di colori e la centrale termica intonacata con Terranova, con il tonaco Terranova, lo si trova anche a Calambrone, sempre di si può riflettere sul fatto che succede col fascismo quello che era successo con l'età neoclassica, quando noi si va al museo, a sede lì, al museo e si vede queste cose colorate, si rimane un po' perplessi, no? Perché l'idea del neoclassicismo ci ha abituato a un neoclassicismo in bianco e nero. E scoprire questo fascismo colorato ci si potrebbe mettere la casa di Corso Maravante al capo, ci si potrebbe mettere appunto l'interno del palazzo delle Poste di Palermo, direi tutto Mazzoni, anche quando è solo agisce in bianco e nero, comunque la materia percepisce in altro modo. Quindi questo aspetto sempre prima della tragedia è un aspetto, del resto quella torre idrica lì assomiglia assolutamente a quelle che si trovano sempre di Mazzoni entrando alla stanza ai Termini, no? Queste forse era una così interpretazione del fascio vittorio, no? Ma insomma comunque in questo caso interessante. Un'altra cosa che si può dire è che queste architetture hanno dialogato con la città, anche successivamente, per esempio, il cosiddetto mostro di San è dichiaratamente ispirato alla centrale termica del Mazzoni, del volume circolate sulle finestre con il pistacchio c'è questo sconso. Non solo, ma anche praticamente si può dire che tutta la Lamandi c'è un tono travertino che in qualche modo firma questo percorso. Quella dove la tranvia è questa. E appunto queste sono le foto del Marte che fanno vedere la squadra Rialzo, la facciata della squadra Rialzo nella sua integrità. Questa sono le officine che stanno sopra, questa è un'altra bella fotografia di Felice Vittorio, eccetera, e oggi ci passa dentro. No, insomma, non so se questa terapia sia accettabile o no, insomma, forse non abbiamo saputo fare meglio. Non solo, ma per esempio, giusto nel caso della città, guardate questa fotografia, Mazzoni inventa la carrozzeria di questi serbatoi. Aveva progettato questi serbatoi perché vinceva tutti gli appalti, perché essendo bravo, calcolatore del cemento armato, usava meno cemento e quindi faceva preventivi più bassi. Però questi, ora la fotografia non c'è messa, ma c'è la fotografia di questi serbatoi Mazzoni con una sensibilità altro degli limiti di canale, per esempio, no? Questo turbino che sbuca sopra l'ingresso da lenti per salire al caro 16 si chiama così. Beh, ecco, un paio di foto che ho preso in rete perché non si poteva passare per non rifarle, ci fa riflettere su questo ho detto, basta, ci fa riflettere sull'utilità di aver studiato tutta questa roba, ma che l'abbiamo studiata a fare, tutti questi libri, tutte queste cose, no? Ci siamo sfiancati, perché poi potete capire che nell'ambiente di ingegneria questa macchina, no? Eccetera, eccetera, questi erano eccitatissimi dalla centrale termica, quindi è stata rilevata anche nelle viti, nei buloni, nulla, ci sono 6 o 7 libri che riguardano questa cosa. Ecco, e quindi questi 6 o 7 libri, ma che l'abbiamo fatti a fare, se il risultato
è questo. Non solo, ma questo dubbio si proietta anche su grandi stazioni che mi ricordo anni fa, una quindicina d'anni fa, in sovrintendenza, c'era, lo dicevo con Mario stamattina per telefono, la Mirella Blanca, che aveva accolto questo staff di grandi stazioni con tutti i progetti, eccetera, eccetera, ma poi questi progetti intanto l'hanno dilatati nel tempo per chi se ne prendesse anche, se ne prendesse il ricordo di cui dovevano essere. Intanto la stazione in più parti è stata svenduta al miglior offerente in tutta la città del resto, e insomma, ma anche queste scritte su quello che indubbiamente è il capolavoro del secondo futurismo, perché il primo futurismo, come è noto, il fatto di architettura costruita non c'è quasi nulla, anzi non c'è nulla. Il secondo futurismo qualcosa c'ha, ma a Firenze, a parte le scale elicoidali dello stadio e la torre di luce appunto della Maratona, questa centrale termica, eccetera, eccetera, che Mazzoni l'aveva voluta rossa, una centrale termica che suscita scandalo in Parlamento, l'orribile baraccone dipinto di rosso, viene finito, giustamente perché il russo, tra l'altro Krasny, vuol dire rosso, ma vuol dire anche bello. E quindi Koenig precisava no, ma il rosso della centrale termica è un rosso scuro perché non si vedesse la polvere di carbone. Insomma, mentre Calambrone è un arancione, Calambrone lì a eccitarsi invece era Marinetti, che quando vede questo Calambrone tutto arancio così ha delle eccitazioni da non dire. I progetti di donazioni per fabbricate viaggiatori non ebbero esito, furiose polemiche, non so cosa ho messa, sì, va bene. D'altra parte a Firenze c'era stato lo stadio Berta, finito intorno al 32, quindi prima del discorso della stazione, e lo stadio Berta aveva preso in contropiede l'intelligenza architettonica locale, italiana, potremmo dire, no? Intanto, vabbè, insomma, era un conglomerato cementizio armato, quindi quasi quasi non era architettura, quando invece è Michelucci a accorgersi di questo fatto, a traghettare, diciamo, lo stadio nell'ambito dell'architettura. E insomma, in mezzo a questo quinquennio di discussioni, di vivacità, eccetera, eccetera, mentre appunto Mussolini si prendeva la responsabilità civile e morale, ma forse non, questa connessione ancora non c'era, per poco c'è questo entusiasmo nelle aule di San Marco, insomma si respira un'aria interessante. E quindi non si può che arrivare a un concorso a fabbricare viaggiatori, concorso bandito nell'agosto del 32, la mostra in Palazzo Vecchio, sala di 500, una sala di 300, qui ci sono dei 101 diversi progetti, 600-700 tavole, 2000 metri quadri di disegni, appunto esposti qui, e tutta la città che partecipa. Quindi in questo fatto qui ci sono brutte fotografie, il comune ce le vede, queste sono foto Mazzotti e dovranno essere, io le ho riprese dall'illustrazione toscana, ma sono poco definite. Ecco, c'è da notare che manca un libro fra tanta roba sulle ferrovie. Manca un libro che ricostruisca questo concorso. Un libro che confronti i risultati di questo concorso con le architetture moltissime realizzate da Mazzoni. E qui gli ho messo, c'è un numero di architettura dell'aprile del 33 per la cronaca, che documenta una trentina di questi disegni, no?
e documenta anche, ovviamente, prima che il concorso si chiuda, documenta anche tutte le polemiche che rendono la città partecipa. La mostra in Palazzo Vecchio dire, testimonia di una città assolutamente partecipata. Lo stesso si può dire di oggi, che tolleriamo tranquillamente la centrale termica deturpata in quella maniera. Qui ho messo alcuni dei progetti, per esempio questo di Samonà è abbastanza bello, abbastanza interessante, questo di Giuseppe Pagano anche, di Torres un pochino austero, dell'Ozzi forse anche. Qui i giornali partecipano naturalmente, e questo anche del Ferrari e Pascoletti, abbastanza moderno, abbastanza interessante. Insomma, in questi 101 progetti, certo qualcuno anche impresentabile, il Coppedè per esempio aveva fatto una cosa mio nipote terrificamente sempre che l'avesse presentata al concorso, perché alcuni di questi progetti sono sotto un motto, quindi non si sa chi, ma insomma si sa per esempio di Tommaso Buzzi, si sa e si conoscono anche di Ponti e via dicendo. Comunque, e qui non è la sede poi per ricostruire ovviamente questi progetti. Comunque manca un libro di un concorso che certamente ebbe un esito molto migliore del concorso per la facciata del Duomo, che ci per i 50 anni precedenti, anzi per tutto il secolo precedente, poi, come è noto, si è risolto con un'opera da Germolatieri e con la facciata bisessuale anche, come è stato scritto da De Martelli. No? Ecco, qui invece fortunatamente l'esito è migliore. Comunque un altro aspetto che potrebbe essere preso in considerazione è anche il fatto che intorno alla stazione si realizza, ho quasi finito, la voce mi sta leggendo. Un altro aspetto interessante è che il cantiere della stazione, il circostante vasto della stazione, insomma, è una delle zone della città più murata, più trasformata, diciamo, in questi anni. Cioè, ora qui cosa ho messo? Io ho messo per esempio tutta via Valfonda, dalla quale si fanno demolizioni importanti. Non è anche questo un tema che si può trattare ora nel dettaglio, ma ecco, questo per esempio è l'associazione industriali con l'adattamento del palazzo Giuntini. Ora te lo dico, da parte di Bosio, Palazzo Giuntini, che viene appunto riadattato. Poi questa per esempio è una foto interessante, una foto Bazzotti, l'abbiamo ritrovata nei materiali di questo fotografo che fa elicotteri sulla Firenze di quegli anni, sulla Toscana di quegli anni. Qui per esempio via Santa Caterina d'Alessandria non c'era, e la scuola dei carabinieri appunto, insomma una storia abbastanza vasta, anche questa è stata. Poi no, non ne ho messe altre, ma ci sarebbe da citare per esempio il Palazzo delle Ferrovie del Narducci, che è quello che oggi in parte occupa la biblioteca Pietro Leopoldo. Ci sarebbe da citare la palazzata quella palazzata che piaceva tanto a Natalini, a Adolfo Natalini, del Giovannozzi, no? E via dicendo, ce ne sono tante di cose da sistemare, da prendere in considerazione. Ecco, fra tutti i progetti, ma escluso
escluso dal concorso per una difformità nel bando, aveva occupato un pezzetto più di territorio, di terreno, eccetera, eccetera. C'è il progetto degli urbanisti fiorentini, Raffaello Fagnoni e Enrico Bianchini, che propone una stazione diversa, propone di interrare, di abbassare la stazione, il piano del ferro, e di alzare con una piazza. È interessante, qui c'è un plastico ricostruito, poi vedete la stele delle partenze, tratta dal futurista RAM, l'arco degli arrivi, e questa la rampa che in parte oggi in qualche modo giardino di oggi col cipresso, eccetera, eccetera, e poi questa grande siepe che un guardo chiude e che in qualche modo separa la stazione dal caos della città, no? Un bellissimo progetto che poi ha avuto delle conseguenze, insomma, anche questo sulla città. Per esempio il genero di Fagnoni, Spadolini, ha poi preso qualcosa per il Palazzo dei Congressi. Comunque e quindi questo è un bel progetto che viene apprezzato dai suoi concorrenti, che viene elogiato dalla stampa, nonostante che sia messo fuori concorso. E comunque diciamo che il progetto che vince, che prevale, giustamente prevale per varie ragioni. Prevale perché appunto coglie dall'inizio alla fine, possiamo dire dalla vittoria del gruppo toscano, come abbiamo detto, nel 33, nell'aprile del 33, nel marzo del 33, alla palazzina reale del solo Michelucci, in qualche modo ci fa percorrere questo fatale quinquennio di cui dicevo, no? Fu miracolosa la vittoria di questo concorso, miracolosa perché diciamo in questo quinquennio ci fu una miracolosa coesione fra quei 25enni, 28enni e il capogruppo Michelucci, 40enni. Una coesione che poi dopo, come è noto, andò a gambe levate. C'era stata la tesi di Italo Gamberini, discussa nel novembre del 34, quindi una tesi che forse non aveva tutte quelle qualità, eccetera, eccetera, però aveva permesso di stabilire un rapporto fra il gruppo toscano, appunto, e gli ingegneri delle ferrovie, perché noi ci si dimentica che non solo c'era l'ufficio quinto a Roma con Mazzoni, Narducci, eccetera, che comunque sono lì sul pezzo anche loro, tant'è vero che le pensiline sono del Mazzoni. Le famose pensiline a ombrello rovescio sono progettate da Mazzoni, così anche un particolare, il paraurti di dei pilastri delle pensiline, che se lo guardate bene è un pezzo di design di grandissima qualità, e lì io non credo che i 28enni, 25enni avessero quei 600 disegni che servirono per progettare la stazione, sono 600, tutti bollati, gruppo Toscano, FV, fabbricato viaggiatori, eccetera, eccetera. Sicuramente si saranno avvalsi delle competenze dello staff delle ferrovie romano e fiorentino, e nulla. E poi anche a proposito di secondo futurismo, certamente in questo gruppo di progettisti, Nello Baroni, un firmatario del manifesto di Marasco, eccetera, ma insomma Nello Baroni che volevo farvi vedere
questi, per esempio, lettering della stazione usa la luce come formante plastico. Questi orologi, questo è dentro la libreria Feltrinelli, ora quest'altro è notissimo, questo orologio a palette, no? E Nello Baroni è responsabile di queste cose. Ecco, ma per chiudere qui, insomma, materiali, fotografie, note, io partito. Volevo chiudere semplicemente, dicevo, la più bella stazione in Italia, forse sì, fra le migliori d'Europa. Quel muro, a proposito di stazioni, luoghi ambigui, quel muro è quasi un confine con la città, no? Quel muro è con questa pensilina, questo spazio. Ecco, per esempio, vedete in queste foto d'epoca, sempre Barzotti, le frecce, lo stesso pavimento concepito per favorire psicologicamente l'uscita, e anche le frecce, la luce usata proprio come elemento che partecipa queste sono foto fatte durante i lavori, vedete c'è ancora, e soprattutto questa galleria di testa che è uno degli spazi più emozionanti e più una galleria di testa, me l'ho scritto, che definisce lo spazio amico, intimo, preparatorio al viaggio, accogliente all'arrivo e che felicemente media appunto stazione e città. Questo non c'è a Firenze un interno di questa qualità, così come nessuno di questi autori, compreso che pure rimarrà un intellettuale di grande finezza, avrà tantissimi altri allievi, ma nessuno di questi personaggi si è più nel seguito ripetuto sulla qualità di questo spazio, particolarmente appunto la galleria di testa. Credo che siano finite le immagini, ecco, questa è la stazione con le fotografie, il lettering, tutto. Ora noi siamo un po' sospesi tra i guasti che grandi stazioni hanno trovato modo di fare in questo ambiente. Non sono drammatici questi, anche se qualche apposizione in più, eccetera, eccetera, l'affresco sedicente del Talaio fondo, oppure la cappella convertita, che porta Paleoso, il McDonald's ha piazzato anche qui, eccetera, eccetera. E ora naturalmente siamo in attesa di vedere la Foster cosa ci porta. Dobbiamo sospendere il giudizio e accontentarsi di cercare di tutelare le limiti, speriamo che non faccia la fine del mazzone, il forse fiorentino magari intervengono. Grazie. Allora, il professor Innocenti ha chiesto l'opinione del nostro relatore, di Mauro, sui diversi progetti presentati al concorso in cui poi vinse il gruppo di Michelucci, se ho capito bene, e in particolare la sua opinione su quel progetto che ci ha fatto vedere, ora ci si può anche tornare indietro, che non potette partecipare al concorso perché non rispettava i termini del bando. Non l'ho commentata prima di rispondere a Raimondo. Proprio qua? Poi più qua? Questa non avevo notato. Ecco, c'è un'altra cosa da dire che è abbastanza interessante. Questa sutura fra la pietraforte martellinata della stazione e il marmo rosa di Pesco Carne come del palazzino. La palazzina reale, Vittorio Savi ha ricostruito molto attentamente questo passaggio. Michelucci voleva fare una specie di casa colonica, e poi ti rispondo, voleva fare una specie di casa colonica un po' simile a quella che hanno proposto di Fabio, cioè la cosa modesta, no? Il Piacentino, quindi a Bergetto Michelucci, gli dice: Giovanni, ma
fatti fare, roba del genere ci vuole. No? Ora, in quel esatto momento Piacentini aveva dato incarico a Michelucci, aveva dato ben due palazzi per l'Università di Roma, per la città universitaria, e quindi, secondo Vittorio Savi, e ha ragione, in qualche modo, Piacentini che piace Michelucci, e questa sutura, questa netta, la Palazzina Reale, essendo del solo Michelucci, essendo del 1935, in qualche modo conclude l'episodio della stazione e avvia verso uno stile dittorio, verso gli archi e le colonne. Intendiamoci, la Palazzina Reale è cosa assolutamente qualitativa, come dimostrano un sacco anche lì di pubblicazioni, eccetera, eccetera, però è un'altra, un po' avvia un'altra storia. Rispondo a Raimondo. Intanto credo si debba dire che fra i progetti presentati a un concorso e poi l'opera finita c'è una bella differenza, nel senso che anche per il gruppo toscano c'è un work in progress, c'è un'architettura diventata tipo gli orologi del Baroni, tipo il lettering, tipo la luce con il formante plastico, tutta una serie di cose che certamente, ma la stessa galleria di testa non era così, è una cosa che si affina in corso d'opera. Quindi probabilmente, perché dicevo un libro sui vari progetti presentati, perché probabilmente fra quei 500, quanti sono, l'ho scritto prima, non lo ricordo, progetti che vengono fra quei 2000 metri quadri di disegni, potendoli in qualche modo ricostruire, probabilmente c'era qualche idea, e comunque anche quelli sarebbero stati poi perfezionati, credo, in corso d'opera. Così come, per esempio, ecco, nel caso degli urbanisti fiorentini, Fagnoni e Bianchini, quello è un progetto di cui si conoscono più tavole, insomma, tutta una serie di cose da quelle tavole vengono fuori, anche se poi nemmeno lì poi i disegni sono definiti, non sono disegni cantierabili così come stanno, no? Quindi diciamo così, il concorso, questi disegni erano una serie di in ipotesi passati nelle mani degli ingegneri delle ferrovie che li avrebbero ingegnerizzati, come si usa dire quando si parla di design, per esempio, no? Cioè quando dall'idea si passa poi al non so se ti ho risposto, ma microfono. Ecco, La conclusione perfetto. della domanda che faceva Mauro Cozzi era questo: lui ci ha parlato come dire, sulle responsabilità, i contributi nell'ambito del gruppo toscano, dei contributi che sono identificati, per esempio il contributo di Nello Barone per quello che riguarda il design di alcune cose. Ecco, però negli studi che sono stati fatti, compreso il grande libro della Conforti su Michelucci, una cosa che rimane oscura, una cosa che rimane oscura è chi, anzi ci sono delle versioni differenti, tu l'hai accennato, è chi è che ha dato il contributo più importante all'impostazione del progetto, così come è stato formulato. Secondo qualcuno il contributo più importante è quello di Gamberini con la sua tesi. Se vai a chiedere a Berardi dice che è tutto merito suo. Te c'hai un'opinione su questi vari... La mia opinione, dicevo, che fu un miracoloso l'esito. Secondo me in questo miracolo gli ingegneri delle ferrovie qualche responsabilità hanno avuto nel seguire, nel rendere possibile, nell'ingegnerizzare praticamente quei 600 disegni che avevano una verve di invenzione. Per esempio, è stato detto che la rifinitura, la cornice della stazione, un tocco di Michelucci,
però non credo, come in tutti i concorsi, è abbastanza difficile poter stabilire chi ha fatto cosa. Il gruppo toscano, quando si dice per esempio la stazione di Michelucci, ma si dice male, perché non è, anzi, in tutte le polemiche c'è un libro del Vittorio Savi, sempre, che si chiama De Octove, dove un libretto molto piccolino, ma secondo me puntuale, dove si esamina questo dissidio che si crea fra Michelucci Roberto Pipini viene chiamato in causa, Roberto Mapini dice ma insomma il capo sei te, quindi questi giovani stiano tranquilli, stiano buoni, eccetera eccetera, cioè tutto, ma insomma, e comunque appunto bisogna anche questo ricercare le responsabilità, non è ragionevole, perché insomma c'è stato un gruppo, c'è stata una collaborazione, ci sono stati apporti da molte parti, io credo appunto, lo stesso Mazzoni credo che sia intervenuto come tecnico, come ingegnere, ma del resto insomma anche l'accordo con le Pentral, l'atrio d'arrivo, la galleria di testa e le pensiline, eccetera. Quindi non è ragionevole. Poi se si sente protagonisti, ognuno appunto è convinto di aver dato Gamberini, la sua tesi, e via dicendo. Anche su questo c'è una certa letteratura. Sembra che il parere ve la Sarfatti sul progetto per il gruppo toscano sia stato determinante. È possibile, non mi impegno, perché no, ma non solo, alla responsabilità dei progettisti c'è anche la responsabilità di tutti i membri della commissione, delle polemiche di questo, per esempio non solo la Sarfatti direttamente o indirettamente, ma Loietti per esempio, tanto per parlare di Piacentini che era in commissione, quindi come si fa insomma, in quel libro che io non lo voglio fare io, nel senso o qualcuno mi auguro di fare il futuro, bisognerebbe mettere insieme tutti questi pareri, bisognerebbe mettere insieme tutti i giornali, perché i giornali sono tanti, perché questa polemica prima del gruppo toscano e poi dopo, quando il gruppo toscano prevale, perché le polemiche non si fermano, a un certo punto la pescaria di Santa Rosa la cascata di vetro luminosa, la cassa da imballaggio e così via, insomma una città dal biasimo pronto, mai soddisfatta, come si diceva nell'Ottocento, eccetera, eccetera, partecipa assolutamente, quindi bisognerebbe minutamente ricostruire tutto, dei contributi, per esempio Vittorio Savi fra i più ficcanti li ha dati. Vittorio Savi ha scritto parecchie cose sulla stazione, fra l'altro un'intuizione, questa fotografia me lo fa venire in mente, in qualche modo questo muro muto, Vittorio Savi dice che a un certo punto è quasi una sostituzione delle mura urbiche, no? Una pausa nel caos della stazione, e quindi tanti pareri ci sarebbe da rimettere insieme. Allora, la Fondazione Michelucci ha fatto recentemente un libro con Forti, con altri interni della Fondazione, anche con Raimondo siamo stati per tanti anni dentro il comitato scientifico della Fondazione e appunto queste cose le abbiamo via via registrate, però un lavoro certosino di ricucitura di tutte queste testimonianze ancora non è stato fatto. Sarebbe un grosso libro, la grossa monografia eletta della Conforti, ovviamente si occupa di tutto Michelucci, insomma non sempre è irresistibile quel libro, anche se è un contributo importante, no? E quindi invece bisognerebbe fare un libro solo
se non sulla stazione, sul fabbricato viaggiatori, su tutto il parco ferroviario, e allora forse verrebbero fuori queste cose.